abbiamo bisogno di un paese serio che dia dipendenza non solo alle persone ma anche alle cose. Sono stanco, sono stufo di vedere comunisti o cantocomunisti, qualsivoglia, e sono stufo di sentire persone come lei, mi dispiace per lei, ma sono stanco e sono stufo di questa situazione. È vergognoso. Tutto quello che è successo è una vergogna e lo ripeto adesso come non mai. Ma la gente comune non capisce questo, perché io, per esempio, mio nipote Vercingetorige democraticamente gli ho detto: Vercingetorige, mettiti sulla sedia e stai calmo. Quello non l'ha fatto, ma non è colpa mia. E quindi io non intendo niente. Poi Giulio vieni qua, ti dirà lui quello che pensa, io non penso niente. Guardi, allora, io ho pensato a tante cose. Allora, in principio c'era l'uomo, no? Questa è la frase su cui bisogna riflettere. Allora, se in principio c'era l'uomo era in principio, cioè è una frase come dire: se 5 più 1 fanno 6, anche 1 più 5 faranno 6, se non è l'opinione, col nostro governo. Poi, insomma, Umberto, vieni qui, Umberto. Allora. Guarda, più di questo non farò. A me sto cazzo di 5 più 1 non mi frega niente. Noi dobbiamo fare il federalismo fiscale. E l'unico modo per fare il federalismo fiscale è attuare il federalismo, capito? Perché io e Giulio siamo amici da tanto tempo. Lui lo sa, vero Giulio? Vero Umberto, bacioni, ciao ragazzi, a presto, ciao. Vi ringrazio per la mia presenza, io, Presidente del Consiglio, è sempre contentissimo di far parte di questa congrega. Vi ringrazio e alla prossima. Un bacione e attenti sempre ai comunisti. Attenti.